contestato sia in conferenza. Gaetano Armao replica subito: è stata lesa la mia immagine e si tratta di un'attività precedente al mio incarico di governo. L'assessore regionale all'economia è indagato per concorso in bancarotta fraudolenta. La cassa inquisita è della PEA, che è la Palermo Energia Ambiente, e che è una società costituita per concludere il progetto del termovalorizzatore a Bellolampo, poi fallito. E adesso la procura pilota la procedura di fallimento anche della PEA. Nel frattempo procede anche l'inchiesta penale. Si marcia su 2 corsie parallele e se la PEA sarà dichiarata fallita, allora si concretizzerà anche il reato di concorso in bancarotta fraudolenta a carico di Armao. Per il progetto della PEA, i cui soci di maggioranza sono il gruppo Falck e la mia, sono stati spesi 44 milioni di euro, ma è stato eseguito solo lo sbancamento dell'area destinata al termovalorizzatore. Per falso in bilancio sono indagati 7 ex amministratori della PEA, nel frattempo in liquidazione. Ebbene, secondo il procuratore aggiunto Ignazio De Francisci e il sostituto Calogero Ferrara, che hanno firmato l'istanza di fallimento, nelle scritture contabili della società sono state iscritte spese illegittime e in parte gonfiate. Armao è compreso nell'elenco dei creditori della società PEA, perché tra il 2006 e il 2009 tanti si sono rivolti al suo studio legale per altrettante consulenze. Ebbene, nella lista delle spese affrontate dalla società PEA vi sono anche, tra le altre, le spese per le consulenze allo studio Armao, che sono 583.000 euro tra il 2006 e il 2009. Ebbene, Armao sarebbe stato inserito tra i creditori in una posizione che gli avrebbe consentito di essere tra i primi ad ottenere i soldi. Non è stato ancora verificato se Armao sia stato pagato o no, anche se il reato si configura con la sola iscrizione delle somme in bilancio. Armao ribadisce: si tratta di prestazioni professionali rese dal mio studio. Non conosco ancora gli atti dell'inchiesta. Io ho svolto in passato la sola attività di legale in favore della società PEA. E, come tante altre attività del genere, risale a prima che assumessi l'incarico di assessore, nel luglio del 2009, quando ho rinunciato a decine di incarichi professionali, rimettendoci in prima persona, come sanno tutti, per lavorare per la mia terra a tempo pieno.